Buongiorno e ben ritrovati. Lunedì 2 dicembre, Focus puntuale, inizia alle 12 come sempre, vi fa compagnia fino alle 13:30. Lo scopo è quello di stare insieme, di ripercorrere un po' quello che è accaduto nelle scorse ore a Nord-Est, ma anche occuparci dell'attualità con i nostri collegamenti in diretta, con i nostri momenti in cui usciamo dallo studio e grazie ai nostri colleghi vi raccontiamo quello che succede a Nord-Est proprio in queste ore, quindi in diretta, però insomma nello stesso tempo andiamo un po' anche ad approfondire e rivedere quello che è successo più recentemente, quindi nel fine settimana, ecco, possiamo dire. Inizia una nuova settimana, inizia dicembre e allora cercheremo anche, come sempre anche in questo mese, insomma, di vedere quali sono i fatti principali. Ovviamente prima di tutto c'è la cronaca, quindi cronaca che noi privilegiamo per raccontarvi appunto ciò che accade, soprattutto se possibile in diretta, quello che faremo anche, ed è quello che faremo anche oggi. La cronaca che ci porta prima di tutto a Bassano, perché c'è stata paura, ci sono state paure e concitazione ieri sera, anzi scusate, nella tarda serata di sabato all'Istituto Scalabrini di Bassano del Grappa. Perché c'è stata una sospetta intossicazione dovuta al malfunzionamento di una caldaia, ci racconta quello che è successo Mirko Cavallin. L'allarme è scattato dopo le 22 nell'ala che ospita la casa di riposo dell'Ordine degli Scalabriniani a Bassano. Il probabile malfunzionamento della caldaia che serve quella parte dell'edificio dove vivono una ventina di religiosi anziani avrebbe provocato esalazioni potenzialmente letali. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Il problema tecnico è stato velocemente individuato e risolto, tanto che già la mattina seguente l'impianto di riscaldamento è tornato regolarmente in funzione. Nella concitazione del momento un religioso ha perso l'equilibrio procurandosi la frattura di un paio di costole. C'è stata apprensione anche per altri 4 scalabriniani portati in ospedale a titolo esclusivamente precauzionale per escludere del tutto l'intossicazione da monossido di carbonio o altri fumi presenti nei corridoi e nelle stanze. Tutti sono in buona salute, riferiscono dall'istituto, e sono rientrati nei loro appartamenti. La zona interessata dall'inconveniente è stata quella del secondo piano, mentre nessun problema è stato riscontrato al primo. Solo dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità anche nei dintorni dell'istituto, in una zona residenziale densamente abitata. Ancora la cronaca e andiamo in altopiano perché la Guardia di Finanza di Vicenza ha individuato e sottoposto a sequestro preventivo un'area utilizzata come discarica abusiva ad Enego, dove erano stoccati oggetti e materiali, rifiuti di vario genere. In particolare sono stati individuati condizionatori d'aria, elettrodomestici di grandi dimensioni, apparecchi elettronici, motori elettrici, pneumatici, mobili o parti di mobili sia in legno che in metallo, bidoni con cavi elettrici, batterie, rottame ferroso, ex strumenti per antenne o ripetitori, cavi in rame e numerosissimi oggetti di uso comune. I finanzieri della tenenza di Asiago avevano notato la presenza di rifiuti in prossimità del centro abitato. Durante l'ispezione, assieme al personale del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'ARPAV, è stato denunciato il proprietario della zona per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e sottoposta a sequestro preventivo di iniziativa l'area al fine di evitare ulteriori danni all'ambiente circostante. Quindi insomma, almeno è stata interrotta, diciamo così, questa attività. Mi sembra che ci siamo per uscire dallo studio, la possibilità di collegarci quindi in diretta. Rimaniamo nella zona dell'altopiano, andiamo a Roana per la precisione con la nostra Vanessa Banzato che ci racconta quello che sta succedendo, o meglio che è successo, perché un 51enne è precipitato purtroppo lungo un sentiero ed è morto. Quindi do la linea a Vanessa che ci racconta un po' quello che è accaduto. Vanessa, a te.
Buongiorno a te Federico, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ennesima tragedia della montagna, perché proprio ieri, domenica, attorno all'1 del pomeriggio è scivolata lungo questo sentiero, cioè proprio all'imbocco del sentiero Bisele a Canove di Roanna, è scivolata una 51enne di Schio, un'infermiera che lavorava al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, tra l'altro un'esperta, anche escursionista, amante della montagna. Non si sa cosa possa essere successo. La donna stava raggiungendo la Grotta del Popolo, una grotta che è situata nella parte inferiore, ecco, rispetto al piano. Per raggiungerla bisogna fare una sorta di scalinata, una specie di piccola ferrata. Non è tecnicamente difficile, dicono gli esperti, ma è molto insidiosa, e forse a causa proprio del terreno ghiacciato è scivolata, fatto un volo di 20 metri. Per lei non c'è stato nulla da fare. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sia da Asiago che da Schio. È arrivato il soccorso alpino subito per cercare di capire se si poteva salvare e recuperare la donna, ma quando sono arrivati anche i sanitari, ecco, si è accertato che per la 51enne Sonia Dalla Vecchia non si poteva fare ormai più nulla. Tra l'altro Dalla Vecchia si trovava assieme a un compagno di escursione, un uomo che risiede in altopiano, che ha subito dato l'allarme, è stato il primo a dare l'allarme. Con me Daniele Zotti del soccorso alpino di Asiago. Un intervento pesante. Purtroppo voi non siete nuovi a situazioni del genere, perché la montagna è sempre insidiosa, e tra l'altro ci vuole mostrare anche dove è avvenuto esattamente l'incidente. Sì. Buongiorno a tutti. Sì, è un intervento complesso dal punto di vista tecnico, perché ha richiesto manovre tecniche per il recupero, paranchi, contrappesi, così. Abbiamo collaborato benissimo soccorso alpino e vigili del fuoco, è stato un bel intervento, diciamo, tecnico, purtroppo dal tragico evento, insomma. È intervenuto anche l'Eli Soccorso di Verona, che però purtroppo a causa del decesso non hanno recuperato la persona, dopo stati direttati su un altro intervento primario e sono andati via. Il posto, si segue la strada dove siamo noi. Noi dove siamo esattamente ora? Qua in fondo c'è la strada che prosegue fino a circa 2,5 km, 3, e dopo si scende sulla sinistra. Come hai detto, è un sentiero tecnico, ci sono degli scalini in ferro da fare, non è una vera e propria ferrata, però è molto esposto e bisogna stare molto attenti a muoversi, bisogna avere della dimestichezza a muoversi, perché si rischia di andare giù, insomma, è molto esposto. Ecco, si diceva, è da lanciare questo ennesimo appello per l'ennesima volta agli escursionisti, perché è vero che Sonia Dalla Vecchia era un'esperta escursionista, amante della montagna e quant'altro, però davvero basta un niente, mai sottovalutare i pericoli della montagna, i rischi della montagna, sempre essere attentissimi, ecco, quando si fanno anche escursioni che sembrano semplici come questa. Sì, non bisogna dare nulla per scontato, bisogna fare sempre attenzione. Dopo l'incidente capita, per carità, però magari la scivolata fatale proprio in quel posto che non c'è protezione e uno magari va giù, magari, hai capito, non è facile. Le indicazioni sono sempre quelle, logicamente, per esempio come in questo caso qua, la stagione comincia a far freddo, il terreno si ghiaccia e le condizioni sono ancora più proibitive per andare a fare quel tipo di escursioni. Bisognerebbe attrezzarsi con dei ramponcini magari, ecco, perché l'attrezzatura è fondamentale, vero? In base, perché dopo se vieni qua d'estate puoi andare col scarponcino, con lo scarpone, però in questo periodo qua che il terreno ghiaccia, scivoli anche con lo scarpone, ci vogliono i ramponi per andare giù. È molto frequentato tra l'altro sto posto, perché ci sono delle cascate di ghiaccio d'inverno, però in quel caso là scendono obbligatoriamente con i ramponi ai piedi, insomma, ecco.
Insomma, Federico, viene raccomandata massima attenzione. Ovviamente l'incidente, quello che si è verificato, un tragico incidente che ha visto Sonia Dalla Vecchia perdere la vita. Questa infermiera 51enne lavorava al pronto soccorso, dicevo, di Sant'Orso, e sotto shock sono i colleghi e le colleghe di Dalla Vecchia per la tragedia che è avvenuta proprio domenica nel primissimo pomeriggio. Da H9 di Roana per il momento è tutto. Federico, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, grazie a te Renzo Rigon naturalmente che ti ha supportato sul piano tecnico, grazie a Daniele Zotti, il tuo ospite, e condoglianze alla famiglia di questa sfortunata escursionista. Grazie ancora, buon lavoro Vanessa. Noi rimaniamo fuori, nel senso che passiamo dallo studio solo per un attimo per tornare ad occuparci di quello che accade proprio in questi minuti in un'altra città del nostro nord-est, a Venezia per la precisione, dove per noi c'è Nicola Marcato con Sandro Ponchio. Perché? Perché c'è un comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico che ha visto arrivare anche il ministro Piantedosi. Nicola, raccontaci tutto. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, è proprio così, è arrivato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è arrivato a Venezia, invitato dal sindaco Luigi Brugnaro, è arrivato in Laguna per partecipare al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Darco Pellos. Potete vedere anche le immagini come contributo. L'appuntamento è in corso qui nella sede della prefettura a Ca' Corner. A fare gli onori di casa il prefetto, al tavolo sono presenti insieme al ministro il questore Gaetano Bonaccorso, il comandante dei carabinieri Marco Aquilio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Michele Bosco, il comandante generale della Polizia Locale Marco Agostini e il comandante dei Vigili del Fuoco Carlo Metelli. Oltre a loro anche il sindaco Brugnaro. È il momento per fare il punto generale sul tema della sicurezza in città, dal centro storico alla terraferma. Brugnaro aveva già chiesto 2 mesi fa al numero 1 del Viminale durante una visita romana la necessità di confermare la presenza dei militari del progetto Strade Sicure a supporto delle pattuglie delle forze dell'ordine. Ricordiamo che proprio una squadra dei lagunari è intervenuta nella rissa scoppiata a Marghera tra scatolettisti albanesi e macedoni, dove ha perso la vita un 41enne albanese pugnalato al petto. In quell'occasione erano presenti anche i militari ed erano riusciti a fermare i 2 presunti aggressori macedoni per poi consegnarli alla polizia. Un altro argomento di conversazione al tavolo della sicurezza, caro al sindaco, sarà di garantire l'attuabilità delle espulsioni, perché è successo diverse volte nei mesi passati che respingimenti e rimpatri si siano rallentati per via della mancanza dei posti nei CPR. Dunque si pensa che verrà chiesto allora maggiore integrazione di forze dell'ordine con militari. Però su questo incontro e sull'argomento sicurezza persiste lo scontro di vedute con l'opposizione, che accusa la maggioranza di avere un approccio troppo repressivo che non è servito a risolvere la situazione e di non essersi impegnata l'amministrazione abbastanza sui fronti delle politiche sociali e dell'integrazione. C'è da dire che da più parti chiedono che il governo debba incrementare l'organico delle forze armate con nuove assunzioni per carabinieri e polizia. Anche questo verrà chiesto al ministro Piantedosi. Per ora è tutto, a voi la linea. Grazie a Nicola Marcato, grazie a Sandro Ponchio che lo sta assistendo, Nicola dal punto di vista tecnico per questo collegamento. Ovviamente poi Nicola puoi richiamarci e richiederci la linea quando usciranno dal comitato, se ci sono novità, o comunque insomma poi nei nostri telegiornali tutto il resoconto di quello che sta andando in scena questa mattina a Venezia. Un'altra vicenda di attualità
arriva da Padova, dove c'è la vicenda di un appartamento occupato abusivamente. Questo avviene a Ponte Vigo d'Arzere, quindi siamo insomma sempre in città Padova, ma nella zona nord, poco oltre il quartiere Arcella. È una vicenda davvero che fa discutere molto per quello che è accaduto, e allora chiediamo a Valentina Visentin di raccontarci e riassumerci un po' quello che è successo nelle ultime ore e soprattutto quello che potrà accadere da adesso in poi. Sentiamo. Doveva essere un'attività redditizia, aveva ristrutturato un piccolo appartamento di 70 metri quadri per trasformarlo in un B&B e si è trasformato in un incubo per un imprenditore padovano che ora si ritrova all'appartamento occupato da 2 persone che lo avevano inizialmente voluto affittare solo per qualche giorno. Doveva essere una vacanza, invece sono qui da metà ottobre. Non sono solo in 2, ma ci sono tantissime persone, un continuo andirivieni, tante volte l'appartamento arriva ad essere occupato perfino da una trentina di persone, non se ne vogliono andare e sono arrivate anche le minacce piuttosto anche violente e aggressive da parte di queste persone. Si tratta di un gruppo di Rom, Sinti, che non vuole abbandonare la casa. Vedete, c'è ancora l'insegna qui con il nome del bed and breakfast, la mansarda, ma la mansarda è occupata da metà ottobre e tutto questo sta provocando anche numerosi disagi agli inquilini degli altri appartamenti, perché i carabinieri sono intervenuti qui per sgomberare una prima volta l'appartamento, è stato sgomberato, ma gli occupanti sono ritornati, hanno forzato la serratura, tant'è che la porta è ancora aperta, e adesso si sono addirittura allacciati abusivamente alla corrente e alle utenze degli altri condomini per poter appunto usufruire abusivamente dell'appartamento. I vicini e gli altri condomini hanno paura di ritorsioni, non parlano, il clima è quello della tensione in via Ponte Vigo d'Arzere. Mentre siamo lì per cercare di fare qualche domanda, gli occupanti del B&B ci controllano dalla finestra nel tentativo di intimidirci. Situazione davvero difficile, anche un po' per certi versi purtroppo incomprensibile. Vedremo gli sviluppi che ovviamente avverranno in un clima di grande tensione, come ci accennava Valentina Visentin. Adesso andiamo a Vicenza, quindi ci spostiamo in un'altra delle nostre province venete per parlare di sicurezza stradale, con le prove per 400 studenti provenienti dagli istituti scolastici di tutta la provincia. Prove nel senso che insomma sono delle lezioni di educazione stradale, l'incontro più grande che si tiene in Veneto. Daniele Garbine e Simone Squarcina per noi, con Cristian Filippi del Consorzio Autoscuole Associate di Vicenza, per raccontarci che cosa succede in questa importante giornata per gli studenti. Da Vicenza oggi parliamo di sicurezza stradale. Ci troviamo all'interno del parcheggio di fronte alla motorizzazione. Alle nostre spalle in questo momento si sta svolgendo una lezione proprio promossa per un grande evento nel Veneto, il più grande in questo momento, proprio per sensibilizzare i ragazzi, le scuole superiori. Ne sono arrivati 400 un po' tutte dalla provincia, insomma un grande evento, e con me c'è Cristian Filippi, il segretario nazionale della Conf Arca, la Confederazione delle Autoscuole Nazionali. È importante, insomma è stato un grande lavoro per riuscire a coordinare questa iniziativa. Ci spiega come? Sicuramente sì, diciamo che l'iniziativa è del Ministero dei Trasporti. Noi come associazione di categoria siamo partner di questo progetto di formazione sulla sicurezza stradale. Abbiamo coinvolto più di 400 allievi di tutta la provincia di Vicenza per sensibilizzarli sull'utilizzo corretto delle cinture di sicurezza, airbag e sistemi di diritti di tutte in genere. Ecco, noi sappiamo anche recentemente
c'è stato questo nuovo codice della strada, sappiamo anche che c'è una maggiore attenzione da parte del governo proprio su quelli che sono i fondamenti, no? Parlavamo anche del telefonino, limiti di velocità, ecco, ma per esempio per i ragazzi cosa è importante sensibilizzare magari che loro non danno attenzione un po' in generale, o ci sono alcuni aspetti che voi premete? Allora, noi come formatori negli ultimi anni abbiamo trovato un grande distacco dalla realtà, nel senso che manca il concetto di causa-effetto, manca la conseguenzialità alle nostre azioni. È una cosa che dovremmo imparare a insegnare a tutti i ragazzi, proprio perché devono essere responsabili e consapevoli che ad ogni azione ne può succedere qualcuna uguale e contraria. Come rispondono i ragazzi? È un'iniziativa che interessa? È una lezione di scuola magari si sbuffa, o comunque sanno anche la consapevolezza che quello che imparano qui forse può essere applicato? Allora, abbiamo cercato il migliore dei comunicatori per i giovani, perché purtroppo nei giovani menti lasciano pochi pertugi per entrare e per dare informazioni. Il nostro compito qual è? Quello di instillare il dubbio e instillare dei ragionamenti. Grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcina, in bocca al lupo per questi ragazzi, questi studenti che si spera crescano con una grande sensibilità per quello che riguarda la sicurezza stradale, così importante per se stessi e per gli altri. Davvero sono nozioni che devono rimanere nella mente, ma anche, perché no, nel cuore e nell'anima di questi giovani che poi avranno a che fare con le strade sotto tanti punti di vista nel loro futuro. Adesso ancora una vicenda di cronaca, purtroppo una tragedia con un dramma al Della Ricca di Carlino. Parliamo di uno stadio di calcio dove il direttore generale dell'Adriese, una società ovviamente di calcio polesana, è morto per un malore fatale durante la partita tra la squadra veneta e quella friulana del Charlins Musane. Purtroppo vani i soccorsi prestati al 72enne. In un pomeriggio, quello di domenica 1 dicembre 2024, in cui tutta la comunità del calcio italiano guardava in trepidazione l'evolversi del malore in campo del centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, giovane classe 2002, sugli spalti di Carlino si era invece consumata la tragedia più grande. Al Della Ricca, il 26° minuto della ripresa di Charlins Musane Adriese ha trasformato la canonica giornata di festa in un dramma agghiacciante. Il direttore generale dell'Adriese, Santelongato, che stava seguendo la partita in piedi, si è accasciato a terra. Spavento, l'annuncio dello speaker, gli immediati soccorsi con il defibrillatore e tutti quelli in campo e sugli spalti con lo sguardo rivolto lì. Secondi, minuti interminabili, ulteriori soccorsi arrivati da San Giorgio di Nogaro e da Palmanova non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Partita subito interrotta, ovviamente, e tutti stretti in un abbraccio virtuale nei confronti della famiglia di Santelongato, storico dirigente 72enne, e della società adriese che perde un suo elemento storico, un pilastro, una colonna, così, nel giro di pochi terribili minuti. Un pugno nello stomaco anche per il presidente del Charlins Musane, Vincenzo Zanutta. Abbiamo perso un dirigente della squadra ospite che è deceduto sulla tribuna. È difficile trovare le parole per esprimere un profondo dolore, per esprimere una vicinanza estrema a tutta la società adriese e soprattutto ai suoi familiari che piangeranno purtroppo il buon Longato. Cosa dire? Dire niente, questa è l'impotenza umana. Davanti alla morte l'uomo è incapace di qualsiasi cosa, quindi ogni parola, noi parliamo di calcio, che è l'ultima cosa con cui dobbiamo parlare oggi, ma qualsiasi altra cosa davanti alla morte si ferma, quindi purtroppo è successo nella tribuna di Carlino e questo mi fa ancora più male perché eravamo in un luogo di divertimento e siamo a celebrare un decesso. Purtroppo veramente non trovo le parole per veramente rappresentare la mia vicinanza a tutti i parenti, dai più stretti ai più lontani, a tutta la società adriese che ha perso un pilastro della loro società. Grazie ai nostri colleghi che ci hanno raccontato di questa terribile vicenda, i nostri colleghi di Udine.
Altra vicenda di cronaca che ha interessato nelle scorse ore l'altopiano di Asiago, perché un 52enne è rimasto ferito perché è precipitato con il suo aereo ultraleggero, si è schiantato contro il muro del cimitero di Asiago. Sentiamo cosa è successo. Se l'è vista brutta un 52enne precipitato con il suo ultraleggero durante la fase di decollo. L'incidente ad Asiago in via Ceresara. Il pilota, per cause ancora da capire, è finito contro il muro perimetrale del cimitero, riportando ferite serie, anche se non è in pericolo di vita. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza il velivolo, mentre il 52enne è stato assistito dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito con l'eliambulanza a Vicenza. Sul posto, per i rilievi, carabinieri di Canove. E grazie a Vanessa Manzato. Adesso andiamo a Padova, perché si sta celebrando in queste ore la festa della polizia locale, a Padova in particolare nel Palazzo della Ragione, all'interno quindi di una dei luoghi più affascinanti del mondo, e diciamo una festa nella quale ovviamente durante la quale si parla di tanti temi di attualità. Ce li riassume Chiara Gaiani. Il Palazzo della Ragione a ospitare quest'anno la festa per i 156 anni del Corpo della Polizia Locale di Padova, in occasione della festa di San Sebastiano. In questo momento sono in corso i discorsi, sta parlando il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan. Vorrei porre l'accenno su quello che ha detto il sindaco Sergio Giordani in apertura. Siamo in questo luogo per alcuni video che sono stati proiettati all'inizio, non è stato speso neppure un euro, quindi l'accento posto da Giordani nel ringraziare gli uomini e le donne della Polizia Locale è proprio stato posto sui tagli che si prospettano per il prossimo anno per gli enti locali e che preoccupano molto l'amministrazione comunale. Tagli che ha appena detto il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan non toccheranno però la Polizia Locale di Padova. E io vi lascerei in conclusione ad una parte del discorso fatto dall'assessore alla Polizia Locale Diego Bonavina, che dopo tutte le polemiche che sono susseguite in questi ultimi giorni in città sulla dotazione del taser alla Polizia Locale, ne ha parlato proprio agli agenti presenti qui a Palazzo della Ragione. È un argomento di assoluta attualità e mi riferisco evidentemente al discorso del taser. È un argomento che secondo me, permettetemi, consentitemi, sempre con il rispetto nei confronti di tutti, è un po' partito male, perché se ne è parlato un po' troppo sui giornali, se ne è parlato un po' troppo con l'opinione pubblica. Io auspico che questo argomento così importante possa essere oggetto di un futuro tavolo con i nostri amici sindacalisti che rappresentano tutti gli agenti della Polizia Locale, ed è giusto dare l'attenzione che meritano a un argomento di questo genere. Non c'è nessun tipo di preclusione, lo dico assumendomi la responsabilità di quello che sto dicendo, però è giusto che venga trattato questo argomento nelle sale che sono demandate a fare questo e, voglio dire, magari comunicare ai nostri amici giornalisti quello che è l'esito di un percorso di volta in volta, ma è corretto secondo me che ne parliamo prima assieme noi, per dopo assieme, condividendo, poter risolvere questo argomento. E allora, grazie a Chiara Gaiani, andiamo subito a Oderzo, un altro dei nostri collegamenti in diretta, quindi usciamo dallo studio, andiamo da Marta Marangon, che con Nicoletta Rizzetto, dicevo, è a Oderzo per parlare di studenti, ma penso anche di altri temi di attualità, ringraziando l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che è con te, Marta, raccontaci. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta che ci stanno seguendo da casa. Sì, è proprio così, siamo a Oderzo nel campo sportivo dove questa mattina si è svolta una delle ultime tappe della manifestazione autunnale Scuole Sicure, che vede impegnati i ragazzi delle scuole superiori del Veneto nella simulazione di quelle che sono alcune emergenze che si potrebbero verificare
verificare nel territorio, dal terremoto, così come è accaduto stamattina, all'incendio, all'alluvione. Qui con me abbiamo l'assessore regionale alla protezione civile della Regione del Veneto, Giampaolo Bottaccin. Una serie di appuntamenti dunque, assessore, che lei ha caldamente voluto perché? Per insegnare che cosa ai ragazzi? Ma per insegnare la cultura della sicurezza a partire dai ragazzi, perché penso ci sia ancora molto da lavorare su questo fronte, e quindi 9 anni fa, quando mi sono insediato, ho inventato questo format che coinvolge alcune scuole del Veneto. Non riusciamo ad arrivare dappertutto, però io mi auguro e sono sicuro che i ragazzi faranno da testimonial con i loro coetanei di quello che hanno imparato. L'obiettivo è quello di far capire come approcciarsi a situazioni di rischio, intanto facendo capire quali sono le situazioni di rischio e poi quali sono le azioni da mettere in campo per cercare di ridurlo al massimo. E questo vale sia per eventi calamitosi come può essere un terremoto, un'alluvione, un incendio come abbiamo simulato questa mattina, ma anche nelle azioni quotidiane. Penso quando si è per strada, quando si è a casa, quando si è sui luoghi di lavoro, quando si è a scuola, insomma, perché diventa fondamentale percepire il rischio e sapere che bisogna cercare di far di tutto per non esporsi al rischio. E quindi abbiamo inventato questo format che ha lo scopo appunto di creare la cultura della sicurezza nei ragazzi, ma anche quella di far capire quanto complesso è il sistema dei soccorsi in Veneto. Il sistema della protezione civile del Veneto è considerato il migliore d'Italia, come ha affermato anche il Presidente della Repubblica, e però è un sistema che ha bisogno di uomini e donne per garantirne la continuità, e quindi la speranza è quella che poi in futuro anche qualche ragazzo si appassioni e indossi una divisa. Può scegliere quale divisa indossare, può scegliere se fare il volontario o fare il professionista del soccorso, però è importante che ci sia la continuità anche su questo. Ecco perché qui li vediamo anche alle nostre spalle, no? Abbiamo i volontari della protezione civile, ma anche i professionisti del soccorso, perché all'esercitazione di oggi hanno partecipato i vigili del fuoco, ha partecipato il SUEM 118, è arrivato anche con l'elicottero che vedete qui alle nostre spalle, c'è l'Arma dei Carabinieri, la Polizia locale. In tanti insomma partecipano a questa macchina del soccorso, che è davvero potremmo definire un fiore all'occhiello della nostra regione. Sì, assolutamente sì, come ho detto i ragazzi, vedete divise di colore diverso, non perché ci sia una sovrapposizione, perché ognuno ha il suo compito e ognuno lo svolge in maniera specialistica, nella maniera più appropriata. Tutti insieme garantiscono un servizio al cittadino che ha bisogno appunto di assistenza, che è assolutamente eccezionale. Questo è garantito in Veneto anche da 518 organizzazioni di protezione civile per circa 18.000 volontari assolutamente preparati e addestrati. Vorrei sottolineare che dietro una divisa c'è anche preparazione. Basti pensare che per fare il volontario di protezione civile il requisito di base è superare un corso di 40 ore, a cui poi seguono anche corsi specialistici, quindi dietro la divisa di un volontario di protezione civile c'è un'alta professionalità. Anche se non sono professionisti, sono professionali. Ecco assessore, protezione civile, a questo proposito proprio domani inizierà a Roma il primo tavolo per le materie oggetto di indagine per l'autonomia. La prima materia è proprio la protezione civile. Ma penso che sia giusto che sia così, perché protezione civile è autonomia. La protezione civile, come era nella testa del padre fondatore della protezione civile in Italia, che è il compianto onorevole Giuseppe Zamberletti, partiva dal basso e parte dal basso, no? Basti pensare che il sindaco è autorità locali di protezione civile e si avvale del suo gruppo comunale di protezione civile per dare la prima risposta ai cittadini. Poi il sistema è sussidiario, si parte dal basso, se l'evento emergenziale supera le capacità del comune, il sindaco alza la mano, chiede aiuto a livello superiore e la regione fa intervenire altre organizzazioni di protezione civile per garantire la risposta ai cittadini e così via. E anche quando succedono le emergenze nazionali, voi siete testimoni, partono le colonne mobili regionali per intervenire nelle altre regioni, quindi il sistema parte veramente dal basso, è veramente un sistema concepito nella logica dell'autonomia. Zamberletti faceva parte della Democrazia Cristiana, ma era un autonomista convinto da questo punto di vista.
Ecco Federico, con queste affermazioni è tutto, da Oderzo ti restituisco la linea. Grazie Marta, grazie a Nicoletta Rizzetto, nostra collega che è con te, e grazie naturalmente all'assessore Bottaccini. Staremo a vedere quindi proprio lo sviluppo di questo tema autonomista legato alla protezione civile. Vedremo quindi subito, già nei prossimi giorni, insomma, come andrà, e quindi dei segnali che potrebbero poi essere diciamo sintomatici di quello che sarà il proseguo della trattativa a livello nazionale sulle materie che la Regione del Veneto chiede di poter gestire appunto in autonomia. Adesso torniamo alla cronaca per parlare della dinamica di un incidente che ha portato ad un decesso, purtroppo la morte di Samuele Lazzari, 21 anni appena, si indaga per omicidio stradale. Intanto il mondo del rugby a Casale ha osservato un minuto di silenzio per quello che è accaduto. Sentiamo. E dopo un grande applauso per ricordarlo, perché sarà sempre con noi qua a Casale, ok? Sì. Prima il silenzio, poi l'applauso. Così il rugby Casale ha ricordato Samuele Lazzari, il 21enne morto tragicamente a Conschio nell'impatto tra la sua moto e una Renault Clio, l'ennesimo incidente letale nella Marca, per cui è scattata un'indagine per omicidio stradale. Procede la polizia locale supportata dai carabinieri e la fase delle testimonianze. Anche oggi erano in servizio e stanno anche portando avanti quelli che sono poi gli accertamenti di questo caso. Credo che ci sarà necessità di sentire alcune persone, sì. La priorità quindi è ricostruire l'esatta dinamica. Il ragazzo a bordo della sua moto era sulla strada principale, via Bigone, direzione Conschio, quando la Clio, guidata da un 60enne della zona, sarebbe uscita da un'arteria laterale, via Serraglia. Moto e auto si sono toccati, come testimonia il paraurti posteriore dell'auto. Velocità, distrazione, al momento tutte ipotesi. Quello che è certo è che Samuele è morto praticamente sul colpo, cadendo a terra con la sua Daytona scivolata poi sull'asfalto per oltre 100 metri. Pochi istanti dopo, sul posto, si è fermata una pattuglia della locale impegnata in controlli di routine con una vigilanza che ha tentato la rianimazione. Stamattina anche l'ho sentita, perché per quanto si è professionali, però sono comunque tragedie che segnano anche chi lavora sulla strada. Golisciani ha portato il suo cordoglio anche al papà e alla sorella di Samuele, che 3 anni fa sulla stessa strada aveva avuto un primo incidente in moto. Era rimasto ferito il giovane, che per questo aveva lasciato il rugby giocato, continuando però a supportare la squadra. Lui dopo ha voluto rientrare con il gruppo di ragazzi, ha sempre dato una mano qua in società, è sempre stato presente, è sempre stato anche a disposizione per i ragazzi, quindi è sempre stato un esempio. Ho avuto la fortuna di essere stato il suo allenatore fino a quando era piccolo e è una fortuna, perché è sempre stato un ragazzino fin da piccolo, sempre molto vitale, aveva sempre questa grande voglia di giocare, di essere felice, di essere anche una parte integrante di un gruppo in tutto e per tutto. Aveva perso la mamma, aveva trovato anche in noi una famiglia, che è quello anche che noi ci proponiamo di fare. Ci stiamo pensando come essere presenti tutti insieme, perché penso che la comunità si debba far sentire vicina in questo momento difficile. È un destino tragico, un destino di un ragazzo che aveva tutte le potenzialità per vivere bene, però dobbiamo imparare anche da questa esperienza e far crescere tutti i nostri ragazzi nella consapevolezza di vivere bene la vita come l'ha vissuta bene lui, con la gioia, con il rispetto di tutti. E sempre a Casale è stato osservato un minuto di silenzio per il ragazzo anche durante il ventennale del Motoclub, e un appello all'uso consapevole della moto arriva dal vice sindaco. Vi inviterei solo a alzarvi in piedi un minuto di silenzio in memoria di questo ragazzo che ha perso la vita in un incidente.
Sono iniziate così le celebrazioni per il ventennale della fondazione del Motoclub Casale, con l'auditorium che si è alzato in piedi in memoria di Samuele Lazzari, il 21enne morto in un incidente stradale a Conschio mentre era in sella alla sua moto. Inevitabile parlare di sicurezza stradale in un anno segnato, soprattutto nella Marca, da tante troppe vittime. Soltanto venerdì sera sul tratto cessaltino della 4, 2 camionisti lituani deceduti in un maxi tamponamento. Purtroppo abbiamo superato, già siamo a 61 decessi, abbiamo superato i 57 lo scorso anno ed è una cosa che veramente non possiamo accettare. Io lo dico ogni volta, è una sconfitta di tutti, ma non delle istituzioni, di tutti, perché non si sa, ma il fattore umano incide sempre su un incidente stradale e quello che noi dobbiamo fare è far crescere la consapevolezza. Possiamo solo moltiplicare l'impegno come provincia, come azienda sanitaria, come prefettura. Parla da amministratore motociclista Alessandro Manera, vice sindaco a Treviso. Io sono un motociclista scarso, cioè nel senso non faccio grandi chilometri e mi mette un gran dolore perché anch'io ho perso amici purtroppo e vedo spesso, quindi nel dolore delle famiglie ma nel dolore di tutti. Se possiamo d'inverno, se non è necessario, moto, scooter, usiamoli meno, perché il ghiaccio, un momento di ghiaccio per terra, tu non puoi prevederlo. Prevenzione, accorgimenti, cultura. Di fronte alla strage sulle strade in tanti sono mobilitati anche i locali da ballo. Sappiamo che non è solo frutto di alcol o altre sostanze che può sicuramente indurre alla distrazione o totalmente a perdere il controllo delle proprie azioni, ma è anche la distrazione, soprattutto su quella stiamo cercando di far leva con le nostre campagne di sensibilizzazione. E intanto a Venezia si sta completando, sta finendo l'incontro di cui abbiamo parlato prima in diretta con Nicola Marcato, cioè il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza al quale ha partecipato anche così in via straordinaria il Ministro dell'Interno Piantedosi. Nicola Marcato e Sandro Ponchi sono in attesa che il Ministro esca per capire se rilascerà dichiarazioni. È un po' di fretta, ci diceva Nicola, perché poi è atteso a Verona ad un altro evento simile, cioè ad un comitato per l'ordine e la sicurezza che si svolgerà nella città scaligera, quindi deve spostarsi lì. Comunque noi siamo in attesa di, come vedete, grazie a Mattia Pizzaia che in regia sta, diciamo, tenendo aperto anche il canale diretto con Venezia per capire se appunto potremo trasmettervi in diretta l'uscita del Ministro, quindi dicevo grazie a Mattia Pizzaia e Alberto Pivetta in regia. Intanto diamo ancora un'altra notizia di cronaca perché è di ieri, ma insomma ve la diamo comunque perché è una tragedia avvenuta a Jesolo dove un pensionato 69enne è morto tra le fiamme della sua abitazione. È accaduto in via Bolivar a Jesolo Paese. L'uomo è rimasto vittima di un'improvvisa esplosione con conseguente incendio dell'abitazione in cui viveva con la sorella. La donna è rimasta intossicata ma non in modo grave ed è stata trasportata all'ospedale di Jesolo. Nulla da fare purtroppo invece per il 69enne. Sul posto la polizia, gli agenti del commissariato di Jesolo con gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco di Jesolo che hanno spento l'incendio e con loro anche i sanitari del 118. Tra le cause, al vaglio dei periti dei pompieri, un cortocircuito di una stufa elettrica che serviva a riscaldare l'abitazione, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi dell'incendio. Intanto continuiamo a vedere quello che sta accadendo a Venezia in diretta, però insomma nel frattempo finché attendiamo, magari interrompiamo il servizio che stiamo per mandare in onda per tornare a Venezia. È un servizio preparato dalla redazione di Bassano del Grappa con Alex Giuliano che ci parla di uno dei progetti che è allo studio che potrebbe essere approvato e che darebbe una maggiore tutela alle malghe dell'altopiano. Sentiamo. Promuovere la riserva della biosfera Montegrappa, un territorio straordinario che si estende tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza, riconosciuto a livello internazionale grazie al programma MAB dell'UNESCO. Sul tavolo sono tante le idee e le possibilità, uno scrigno di ricchezze che abbraccia un mondo senza confini, per quante infinite siano le sue potenzialità.
Parliamo comunque di un riconoscimento che interessa un'area molto ampia, 25 comuni divisi su 3 province, quella di Vicenza, di Treviso e di Belluno. L'obiettivo è quello adesso di ripartire dalla Corzon. La Corzon è quella che riguarda appunto la Cimagrappa e tutta la zona montana, mentre i comuni del Pedemonte sono la buffer zone, la cosiddetta zona cuscinetto. Gli obiettivi sono quelli sicuramente della preservazione della biodiversità, partendo appunto dalla zona core, quindi dalle maglie del Grappa, dalla conservazione di quelli che sono i pascoli montani. Dobbiamo supportare quelli che sono i nostri magari, altrimenti fra qualche anno rischiamo che non ci siano più, e se un domani mattina le malghe non vengono più monticate, il bosco a sopravvento, chiaramente potremmo perdere anche il riconoscimento UNESCO per il territorio. La visione è quella di fare del Monte Grappa una destinazione unitaria che promuova un turismo sostenibile, armonizzato, pronto ad abbracciare cultura, sport ed enogastronomia e che superi i confini amministrativi, ragion per cui a stretto giro anche l'Unione Montana Bassanese, con il marchio d'area, verrà coinvolta in questo ambizioso progetto. E eccoci tornati in studio, sono le 12:44, lo ricordo, lunedì 2 dicembre, Focus TG, non ho fatto in tempo insomma a fare un po' di riassunto della situazione, siamo insieme da mezzogiorno, staremo insieme fino alle 13:30, abbiamo parlato molto di cronaca, qualcosa anche di altri argomenti come quello che abbiamo appena sentito, questo progetto per le malghe del Monte Grappa e dell'Altopiano. Torniamo alla cronaca e andiamo a Treviso per un furto all'Infinity Smoke, il titolare di questo negozio che dice: i ladri ci hanno messo 7 minuti, sono sorpreso che nessuno nella centralissima via Roma abbia visto o sentito qualcosa. 150 euro più alcune sigarette elettroniche, questo è il bottino di 2 ladri che hanno messo a segno il colpo nella notte tra venerdì e sabato nel negozio Infinity Smoke nella centralissima via Roma. Sono sorpreso perché comunque il filmato riporta 7 minuti, pertanto 7 minuti, 7/10 minuti, pertanto 7-10 minuti sono pochi ma sono un'infinità, nel senso che insomma in 7-10 minuti è possibile che nessuno abbia mai visto nulla, mi sembra un po' strano però. Nelle immagini della videosorveglianza si vedono 2 persone volto scoperto, uno fa da palo e controlla la strada, l'altro più agile, pila in mano ed un berretto da baseball, entra nel negozio. E si vede praticamente nei filmati che usano l'inferriata esterna come scaletta per raggiungere il primo piano. Ha provato la prima volta, poi è sceso, la seconda volta è sceso e secondo noi hanno preso un San Pietrino, perché l'abbiamo poi trovato sul cornicione del primo piano, per rompere le tubazioni e entrare dentro. Ad accorgersi del colpo la mattina seguente il titolare con la moglie, quando sono andati dietro al bancone hanno trovato la cassa ribaltata e tutto a soqquadro. Immediata la chiamata alla polizia. Le prime certezze le danno proprio le telecamere. I ladri parlavano tra loro in arabo, il titolare era già stato vittima di altri reati. Io sono stato minacciato da extracomunitari qualche anno fa con delle bottiglie e abbiamo fatto la denuncia. Ci hanno rotto la vetrata qualche mese fa e si parlava di, sembra, marocchini o nordafricani. Questa volta di arabi, di conseguenza magrebini, non lo so. Pertanto, insomma, 1 più 1 fa 2. Alessandro Bisori ci spiega come sia sempre più difficile lavorare, ma su una cosa non ha dubbi. Certo che noi non molliamo assolutamente, non è che possiamo perché c'è poca sicurezza o perché questi pensano di fare quello che vogliono abbandonare, perché sennò diventa una giungla. Poi aggiunge: chi ha le manette non è il ladro, è la polizia, perché anche loro poveri si danno da fare, fanno il loro, forse anche di più di quello che dovrebbero, ma se dalla loro non hanno la legge non facciamo niente. Adesso torniamo nel Bassanese con Alex Giuliano per parlare di nuovo di cronaca, ancora di furti però, quindi stesso argomento, borseggi al mercato, scippi, segnalazioni che su questi temi sono in aumento e quindi servono più controlli. Ladri scatenati tra le bancarelle e non solo. L'ondata di furti nelle abitazioni che si è registrata in queste settimane in tutta la Pedemontana ha parzialmente modificato la rotta, dirottando gruppi di malviventi nelle aree più affollate della città, cioè al mercato, dove giovedì alcune persone sono entrate nel mirino dei ladri mentre ritiravano allo sportello bancomat il contante per fare la spesa, ma non solo. Diversi sono stati anche gli scippi e i borseggi in centro. Adesso dobbiamo prendere atto che in situazioni come lei ha ben sottolineato, di normalità verso la città di Bassano, sappiamo che il giovedì o il sabato
bisogna tenere molto di più gli occhi aperti, perché c'è una situazione di crimine che ha intercettato il giorno di mercato a Bassano come una possibilità di espletare il proprio lavoro di criminali. La presenza di borseggiatori era già nota, ma pare che il fenomeno sia in netto aumento. Pattugliare il territorio durante le giornate di mercato anche in borghese, in determinati posti in particolare, ma non solo durante il mercato, ma anche quando è il momento di andare a prendere le pensioni per gli anziani, coprire il territorio anche in borghese e osservare, da una parte può significare è un buon deterrente, dall'altra possiamo beccarli con le mani nel sacco. Quindi è urgente fare una riflessione che porti le forze dell'ordine, la polizia locale a battere il territorio incidentalmente in centro storico e osservare bene i movimenti. Sicuramente si arriverà al risultato. L'ultimo caso in ordine di tempo è stato un furto in centro, vicino a un rinomato panificio. È un cittadino che si stava recando a far compiere appunto presso questo panificio, si è trovato spinto e casualmente poi ha visto che lo zainetto che di solito tiene in mano, in quel caso invece lo aveva a tracolla, era aperto. Grazie ad Alex Giuliano che ha approfondito questo tema con l'assessore Campagnolo. Allora avete sentito anche proprio diciamo, quello che praticamente accade al mercato, in particolare di Bassano, con un'ondata di borseggi in città che preoccupa anche i cittadini. Insomma, questo l'abbiamo capito dal servizio, ma per sentire la viva voce dei cittadini, ecco le voci raccolte da Alex Giuliano. Bisogna stare attenti, signora, quando magari si apre la borsa. Guardi, ho tutto qui davanti e poi io ho sempre fiducia nel prossimo, però quando sento queste cose mi dico un attimino, se posso magari esco anche senza borsa, no? Se ho le tasche profonde, e speriamo bene anche ci sia sorveglianza e che abbiano attenzione in questi, diremmo, periodi natalizi. Qual è il modo per, diciamo, evitare brutte sorprese? La precauzione prima di tutto, quindi la borsa davanti, le mani davanti e tenere il meno possibile. Questo Servirebbero più controlli secondo lei? sempre e comunque, e non so nemmeno poi se sono sufficienti, nel senso che poi anche se li prendono che succede? Nulla. Il giorno dopo sono fuori, quindi immagino anche il carabiniere, la polizia di turno cosa fa? Poi magari si sente anche deriso un'ora dopo perché sono usciti. Bisogna stare attenti perché magari le donne aprono il portafoglio, fanno per metterlo in tasca e dietro c'è il borseggiatore. Un po' più prudenza secondo me. Comunque è che non si deve prendere la roba degli altri, come principio. Servirebbero più controlli secondo lei? Sì, sì. Ma ormai ne sono tanti e quindi ci ne vorrebbero uno per ogni posto praticamente. Le voci dei bassanesi dunque sul tema dei furti, certamente un tema di grande attualità, ma furti a raffica anche nelle abitazioni, nel Trevigiano, insomma l'abbiamo sentito dai nostri telegiornali negli ultimi giorni, colpi nelle ditte ma anche negli esercizi pubblici. L'ex procuratore di Treviso, Antonio Foiadelli, dice non si tratta di malviventi disperati, sono in realtà afferma bande organizzate. Allora sentiamo Daniela Sizia che ci fa il punto della situazione. Forzano le serrature, gli infissi, fanno irruzione nelle abitazioni, nei negozi, nelle aziende, lasciandosi alle spalle la desolazione. Cassetti rovesciati, ricordi di una vita calpestati. I malviventi fuggono portandosi via soldi, gioielli, ma lasciano nei proprietari la paura, ma soprattutto la consapevolezza di non sentirsi protetti nemmeno nella propria casa. I ladri non sono persone disperate, ma bande organizzate, lo spiega senza mezzi termini l'ex procuratore di Treviso, Antonio
Antonio Fogliadelli. Non ha importanza la nazionalità di costoro, certamente non sono gente disperata che si organizza dalla sera alla mattina. Sono professionisti, anche gente istruita? Ma certamente sì, ma guardi, mi è capitato si trattava credo di averlo anticipato, dei famosi furti che consistevano nel far esplodere i bancomat con il gas, eccetera. Quando abbiamo scoperto questa, chiamiamola banda, di mezzo c'era un ingegnere. Negli ultimi tempi le forze di polizia hanno rafforzato i servizi, potenziato i controlli, ma devono essere messi in grado di poter operare con più uomini, risorse e soprattutto mezzi. Le forze di polizia sono state e sono tuttora fortemente delegittimate, e quindi io, che ho avuto per molti anni e ancora oggi un contatto diretto con coloro che vanno in strada a rischiare, sento una sorta di mortificazione, perché non si sentono sufficientemente tutelati a livello di rispetto della fatica che fanno e del rischio che corrono. Sulle strade, qualunque forza di polizia deve avere la sensazione che dietro ci sia qualcuno. Questo per garantire la primaria esigenza del cittadino, che è la sicurezza. I malviventi, di qualsiasi nazionalità siano, vanno scoperti e puniti, spiega ancora. Non ce l'abbiamo con nessuno, lo Stato deve avercela soltanto con coloro che delinquono, e avere la forza e la determinazione, la coerenza di dire: queste sono le leggi, esigono rispetto. E allora ancora in un certo senso sicurezza, perché adesso parliamo, sempre in attesa di collegarci con Venezia, dove Nicola Marcato e Sandro Ponchio stanno aspettando l'uscita dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza del Ministro Piantedosi, che ha partecipato a questa riunione appunto oggi a Venezia. La riunione sta finendo. Nel frattempo andiamo nel comprensorio della Marca Occidentale per parlare di sicurezza, per parlare di polizia locale. Parliamo di un'area con 45.000 abitanti, un territorio dove operano solo 14 agenti di polizia locale. L'appello del sindaco di Vedelago: servono più uomini. È chiaro che siamo sottodimensionati, è chiaro che stiamo impegnandoci al massimo come sistemi dei comuni per poter trovare le risorse, ma anche le persone per poter implementare questo tipo di servizio, che è estremamente importante, perché oltre che essere il controllo del territorio è anche un aiuto alle diverse problematiche che ci sono in questo territorio. I numeri parlano da soli: un territorio di circa 45.000 abitanti e 14 agenti della polizia locale, che non hanno solo il compito di controllare le varie zone, ma anche numerosi altri servizi da effettuare, troppo pochi per garantire tutte le attività. Il problema principale è la mancanza di risorse, spiega il sindaco di Vedelago Giuseppe Romano. I comuni di Vedelago, Loria, Resana, Riese Pio X si sono messi insieme proprio per far fronte a queste criticità, ma dal governo servono delle risposte. Servono sicuramente delle risorse, servono che magari alcuni lacci e lacciuoli che abbiamo nei nostri bilanci possano essere liberati, magari ci serve anche una riforma un po' più ampia a livello nazionale, per cui io credo che questo dovremo portare avanti come sindaci, come amministratori di questo territorio, perché ripeto, la sicurezza, la gestione di questo territorio, che passa spesso e volentieri proprio per la presenza fisica della polizia locale, passa per impegno di risorse. Sul fronte della sicurezza il Comune di Vedelago ha a disposizione diversi targa system e l'obiettivo è quello di implementare queste apparecchiature, ma deve esserci, dice, la certezza della pena. È l'unico strumento che ci aiuta a dare maggiore flessibilità e risposte al territorio. Però ripeto, poi quando vengono presi, perché vengono presi, questo è il problema, che poi alla fine le nostre forze dell'ordine, in collaborazione tra tutte, riescono a prenderli questi personaggi ambigui, e che poi, ripeto, non c'è la certezza di fargli scontare la pena. E allora torniamo ai furti, ci spostiamo però nella provincia di Vicenza, perché anche qui c'è una scia di furti che sta colpendo praticamente tutti i comuni lungo la Riviera Berica. A Longare il sindaco cerca di reagire con la polizia locale a presidiare il territorio, intensificando i controlli, quindi con agenti in borghese. Ci racconta tutto Daniele Garbin.
Il comune di Longare è sotto assedio dai ladri quasi quotidianamente. Gli ultimi episodi segnalati solo ieri negli appartamenti di via Istria. Ci interrompiamo perché da Venezia sta uscendo il ministro Piantedosi dalla riunione, Nicola Marcato e Sandro Ponchio. Vediamo un po' che stanno seguendo ovviamente la vicenda per capire se rilascerà delle dichiarazioni, quindi al momento vediamo uscire chi ha partecipato alla riunione. Come abbiamo detto sono i vertici delle forze dell'ordine, con il sindaco ovviamente, il questore su tutti, ma poi anche altre autorità. Si è parlato sicuramente di sicurezza, quindi un tema di grande attualità a Venezia, Mestre soprattutto per le vicende di cronaca dell'ultimo periodo. Sentiamo anche l'audio, quindi le voci e quello che stiamo registrando in questo momento in diretta da Venezia, dove, ripeto, si è svolto questa mattina il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, che ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Piantedosi, che deve andare a Verona a partecipare ad un appuntamento analogo, quindi un comitato per l'ordine e la sicurezza che si svolgerà a Verona alle 15, e quindi non è detto che il ministro uscendo si fermi a parlare con i giornalisti, però ovviamente insomma Nicola Marcato e Sandro Ponchi ci proveranno, sono lì per noi da questa mattina, sono entrati nella sala che ha ospitato il comitato solo per qualche minuto, giusto per, come si dice, insomma, per fare qualche immagine, che poi girare alcune immagini che poi sono servite per il collegamento precedente, e adesso invece è il momento di capire se all'uscita, eccolo qui le immagini di prima che abbiamo proposto durante il primo collegamento con Nicola Marcato. Questo era appunto il tavolo con le autorità presenti al comitato, e i giornalisti, o meglio gli operatori, sono stati fatti entrare per qualche minuto per testimoniare quello che stava accadendo. Poi però insomma riunione a porte chiuse, ovviamente sindaco e questore presenti insieme alle altre forze dell'ordine, ai rappresentanti e ai vertici delle forze dell'ordine veneziane, dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato. E queste sono nuovamente le immagini in diretta che ci arrivano all'uscita dalla sala. Ancora però non c'è l'uscita vera e propria del ministro. Direi, Mattia, che possiamo intanto, abbiamo parlato, anche se non è finito diciamo, il servizio, comunque si è parlato da Longare di questa raffica di furti nella riviera del Brenta. Daniele Garbina ha anche raccolto delle voci sempre da quella zona, diciamo, quindi in attesa di capire se il ministro esce e pronti a interrompere nuovamente il servizio. Direi che possiamo andare a sentire le voci appunto raccolte da Daniele Garbin. È preoccupante, continuano? È preoccupante sì, perché non si può fare niente, e quindi anche se prendono cosa fanno? Anche stanotte sono stati qua in via di Gessi, qua, che è parte qua. Anche in via di Masimini, qua, sempre qua, costosa, qua non male. Non ci si salva? Che cosa vengono a rubare? Non so cosa si ruba, quel che trova porta via, insomma, ecco. È una situazione che non si può più sopportare. Esatto, mi ho detto che il sindaco, ma anche il sindaco che ha fatto delle cose, ma cosa ha avuto? I carabinieri girano anche i vigili, ma niente ciapalli e portarli non so dove. Intorno a casa mia sono andati dappertutto. Che zona? Qua dietro, proprio dietro al comune, quella zona lì residenziale. Sono case a schiera, io sarà perché ho l'entrata davanti, sarà perché non lo so,
Finora sono una delle poche che non ha avuto visite. Ed è stata una brutta esperienza, anche perché era sotto le vacanze di Natale, anche nel mio caso a mezzogiorno. Non è stata un'esperienza piacevole tornare a casa e trovarsi il disastro in casa. Ecco. I cittadini si sentono soli o si uniscono, chiedono più telecamere, più carabinieri, però anche questo sembra non bastare. No, non è che la repressione e la polizia può fare tutto, è impossibile, non può essere ovunque, quindi la soluzione è a monte, insomma. Io non sono quello deputato a trovare la soluzione, ma sicuramente non è chiudersi in casa la soluzione. Eccoci qui, tornati in studio per andare a Padova, dove ci sono stati dei controlli in una delle zone calde della città, in particolare via Tommaseo, quindi siamo nella zona della stazione, della fiera, insomma una zona in cui ci sono registrati dei fatti di cronaca negli ultimi giorni. Allora i controlli della polizia si sono intensificati, è stato anche deciso di sospendere le licenze, scusate, di alcuni pubblici esercizi. Sentiamo. I controlli continuano e dopo la decisione del tavolo tecnico tenutosi in questura con la partecipazione della polizia locale, puntano a verifiche nei molti locali etnici gestiti da stranieri che si trovano in via Tommaseo. Qui si sono recati nel pomeriggio di giovedì gli agenti della Polizia di Stato con i vigili e i funzionari del servizio igiene dell'ULSS. Nel primo locale 4 dei 5 clienti erano aggravati da precedenti di polizia, numerose anche le irregolarità di tipo amministrativo e le carenze igieniche, tanto che alla multa di 2.000 euro si è aggiunta la sospensione dell'attività. Licenza sospesa anche al secondo esercizio pubblico controllato gestito da un cittadino nigeriano. Qui i clienti erano una quindicina, 7 dei quali con precedenti per spaccio, rapina e lesioni. Tra di loro un 45enne nigeriano clandestino che dopo i controlli è stato inviato al CPR sardo di Macomer. Al gestore del locale sono state elevate sanzioni per 4.500 euro. Sono le 13:05, insieme fino alle 13:30, adesso una breve pausa, poi torniamo. Eccoci tornati con Focus TG, ancora con voi, ancora rigorosamente in diretta fino alle 13:30. Andiamo a Venezia per vedere se per caso sta davvero uscendo il ministro Piantedosi dalla riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è svolto in città. Nicola Marcato ci ha avvisato che dovrebbe essere davvero questione di secondi per capire se il ministro, a parte l'uscita del ministro, ma soprattutto se si fermerà a scambiare due battute con i giornalisti presenti, quindi per fare anche un po' il punto della situazione e sapere un po' più nel dettaglio di cosa si è parlato durante questa riunione, durante questo comitato. Come vedete, insomma, movimento c'è, in effetti sono già usciti alcuni dei presenti, alcune delle autorità presenti. Probabilmente, insomma, pur finita la riunione, il ministro si è fermato a scambiare ancora stavo per dire chiacchiere, ma insomma chiacchiere magari sembrano un po' sinonimo di perdita di tempo. In realtà certo non saranno chiacchiere, ma saranno commenti utili a capire anche come il governo intende affrontare poi la questione sicurezza a Venezia e a Mestre, se con un potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine o con altri strumenti che potrebbe avere a disposizione per risolvere o contrastare questi fenomeni di criminalità che onestamente sono presenti, c'è poco da fare, non si può disconoscere, quella è proprio la realtà dei fatti. Potremo, in attesa di andare, di incrociare il ministro e capire se si fermerà, potremmo intanto, sempre pronti a interrompere il servizio, andare a Udine perché c'è stato un furto all'interno di una chiesa, la chiesa di San Vito al Tagliamento. Sono state sottratte le offerte per il presepe, insomma davvero una bruttissima vicenda che ci raccontano i nostri colleghi di Udine, Alessandro Sursa in particolare, con la creatrice del presepe.
Cosa devo dire? Praticamente un giorno sono venuta qua in chiesa per guardare, perché controllo sempre, e a un certo punto ho visto la cassetta aperta e un poco mi sono dispiaciuta, per non dire tanto, e come ripeto ancora una volta, non è per i soldi ma per il gesto che hanno fatto nei confronti dell'ENPA, ecco, perché è una cosa per beneficenza. Mentre parla con noi è sorridente, ma il suo animo è triste. A raccontarci che cosa è accaduto è Grazia Delia, l'organizzatrice e creatrice del presepe, che a partire dal 7 dicembre fino al 6 gennaio sarà esposto presso la chiesa di Santa Maria dei Battuti di San Vito al Tagliamento. E proprio all'interno della chiesa i malviventi hanno aperto la cassetta delle offerte che tra l'altro poi solitamente vengono donate in beneficenza all'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Perché i soldi, come ripeto sempre, vanno e vengono, ma il gesto fatto proprio in chiesa è una cosa bruttissima che io veramente penso di non poter mai perdonare. Nonostante la tristezza per il furto, Grazia non molla e con orgoglio ci mostra il presepe che ha creato con tanto amore. 7 mesi di lavoro per un'opera incredibile, lunga 15 metri, un presepe in movimento che ogni anno viene rifatto da capo e sempre diverso rispetto all'anno precedente, per poi ovviamente essere esposto. Ma da dove nasce quest'idea? Allora, a me mi ha spinto il fatto che mi mostra il pastore tedesco. Allora, siccome ci sono rimasta tanto male, allora ho detto devo fare qualcosa, anche se lei è morta, qualcosa per i suoi simili. E ho iniziato con il presepe di Villotta, del canile di Villotta. E poi da là ho visto che la gente veniva e ho continuato per i bambini ammalati, per i bambini malati di leucemia e per tutti i bimbi bisognosi, ecco, più che altro. E quest'anno veramente ho detto sicuramente. E allora subito a Venezia per il ministro Piantedosi. Abbiamo fatto un'analisi della situazione che sicuramente è impegnativa, anche se per carità insomma, ci siamo compiaciuti del fatto che il sistema di sicurezza territoriale è tale che anche episodi molto gravi come quei 2 omicidi successi di recente fa sì che poi almeno in una fase successiva vengano gli autori quasi nell'immediatezza, insomma in poco tempo assicurati alla giustizia, e questo è bene sottolinearlo in apertura di ogni discorso come elemento che certifica la qualità insomma, delle risorse che lo Stato ha qui sul campo e come forze di polizia e come autorità giudiziaria. Detto questo, abbiamo preso atto di alcune valutazioni specifiche, sapete tutti quali sono i problemi in particolare, quali sono i contesti territoriali in cui si concentrano, Mestre, Marghera, abbiamo parlato di ragionamenti anche di ricomprensione anche di quella infrastruttura ferroviaria della stazione di Mestre anche nel piano stazioni che stiamo preordinando in termini di sicurezza a livello nazionale, perché anche questo è uno scalo molto importante, un contesto molto importante. Abbiamo parlato di possibilità di mettere in campo ulteriori spinte verso fenomeni come più ricorrenti su questo territorio, quali per esempio i borseggi, quindi come fare per cercare di in qualche modo di rintracciare prima le persone, prevenire la commissione di questi reati. Insomma, devo dire, sono molto contento. Abbiamo parlato anche, grazie al contributo dell'autorità giudiziaria che ringrazio, quello che possa essere ogni rafforzamento possibile anche dell'attività di prevenzione sul versante dei tentativi di inquinamento dei circuiti economici legali, che qui sono molto ricchi, molto quindi anche attrattivi da parte di organizzazioni criminali. Io conto di ritornare tra qualche mese perché qualcosa di ciò che si è detto possa essere già in uno step di prima realizzazione. Cosa molto importante che penso che vi interessi, ho rappresentato alle istituzioni territoriali che noi, rispetto già a un grande impegno che il governo sta avendo da 2 anni a questa parte in generale sugli organici delle forze di polizia, qui tra dicembre e gennaio ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale tra le 3 forze di polizia destinate proprio all'area metropolitana di Venezia. Chiaramente è solo uno step legato al momento temporale di cui stiamo parlando, ma proseguiremo anche l'anno prossimo insomma, su questo sostegno a quelle che sono il turnover, il ringiovanimento degli organici un po' su tutto il territorio nazionale. Va bene? Ho detto tutto. L'esercito sarà confermato? Sì, confermato, c'è questa richiesta del sindaco, come sapete, del sindaco dei Lagunari. Per carità, lui ci tiene, adesso io sottoporrò direttamente al collega Crosetto tramite i contatti che hanno i miei uffici con i vertici di comando
concorso del sistema di strade sicure, insomma, operato non abbiamo difficoltà da parte nostra a rappresentarlo, vediamo, ci sono delle dinamiche anche di turnazione tra i reparti, però per quanto ci riguarda non... Il 4 novembre il ministro Crosetto aveva quasi escluso che dalle forze armate facciano le forze armate. No, il ministro Crosetto giustamente condivido, ha detto un discorso più di strategia complessiva, di visione generale, dice noi adesso abbiamo questo concorso delle forze armate che non deve essere visto come sostitutivo, diciamo, di quello che è il ruolo prevalente che deve essere affidato sempre alle forze di polizia territoriale, e tale deve rimanere. Però insomma, non ha messo in discussione il concorso, che peraltro è stato rafforzato da questo governo, dei militari di strade sicure, che fanno un lavoro molto apprezzato dai cittadini, quindi anche e non solo in termini di rassicurazione sarà sicuramente confermato. Altra cosa, è arrivata questa direttiva in termini di sicurezza sulle key box, gestione dei turisti. Sì. Allora, qui è molto attuale, infatti io sto per andare a Verona, parleremo anche lì, ma insomma è un tema, le citavo la direttiva che abbiamo, noi riteniamo che sia un modello da superare, perché già adesso molto critico anche in termini di rispetto di una normativa che impone una effettività del riconoscimento della persona che poi accede al servizio alberghiere. Ci sono testimonianze, oltre che episodi, che appunto testimoniano che è un meccanismo poi che viene utilizzato per eludere la concreta applicazione della norma, per cui siamo partiti con questa direttiva, intendiamo poi in qualche modo rafforzare anche i controlli e progressivamente, per carità, senza fare azioni, però insomma fare in modo che sia riaffermata un controllo ordinario e meno elusivo. Potrebbero anche intervenire sovrintendenze nei centri storici? Sì, ma questo per quanto riguarda, l'ho letto, per quanto riguarda l'impatto dei key box, cosa a noi interessa adesso, al di là di questo che è importante ma compete ad altro, a noi interessa l'effettività dell'accesso, cioè non assecondare meccanismi che di fatto possono creare un'elusione della norma che prevede che chi accede a strutture alberghiere debba essere compiutamente identificato. Cioè a noi interessa come Ministro dell'Interno e come articolazioni discendenti questo, poi tutto il resto lo lascio. C'è però il problema che in un B&B, anche dopo un'identificazione iniziale, non essendoci una portineria, di fatto poi... Ma questo bisognerà vedere, perché così teoricamente anche in un albergo potrebbe esserci poi, quindi è chiaro che poi, però vorrà dire che chi deve esercitare questa attività dovrà in qualche modo fare in modo che ci sia un'effettività del controllo. Attraverso il ripristino di un controllo di quel tipo, altri non lo so, questo poi lo valuteremo, ma sicuramente non va bene così come è stato. Ma si pensa di farle rimuovere in qualche modo? Cioè, pensa di poterle farle rimuovere in questi Sì, ma ripeto, per quanto mi riguarda non è tanto la rimozione fisica, il fatto che quel sistema non può funzionare così. Cioè poi nei locali dove sono i key box saranno altri che dovranno dire quali possono essere le attività esercitabili, però noi la normativa che impose all'epoca degli anni del terrorismo, che impose ed è stata sempre mantenuta, un controllo effettivo dell'accesso alle strutture ricettive, agli alberghi, è una normativa molto importante che è stata prodotta anche risultati molto importanti, quindi non possiamo correre il rischio che sia in qualche modo elusa. C'è un caso a Padova di cui stanno parlando tutti, un proprietario di un alloggio lo ha affittato per una locazione breve, adesso non riesce più a rientrare in possesso della io non so casa. Quanto questo sia dovuto all'utilizzo dell'accesso così. Chiaramente si tratta di una situazione di occupazione abusiva, adesso lo affronteremo con le autorità. Certo, prima o poi non è una situazione, è un'occupazione abusiva, quindi sicuramente è di sé. A sgomberarli. Lo vedremo a breve. Grazie. A dicembre è stata prevista una quindicina di scioperi, il suo collega Salvini ha già detto che prenderà provvedimenti, però c'è un problema anche legato alla sicurezza, ci sono scontri molto frequenti anche con le forze dell'ordine, avete in programma? No, abbiamo in programma, noi ovviamente speriamo che non ci siano scontri, l'esercizio del diritto di sciopero è una delle più nobili garanzie, diritti, istituzioni degli ordinamenti democratici. Non va abusato innanzitutto per quello che mi riguarda attraverso poi la proposizione di momenti come abbiamo visto di scontri con le forze di polizia, sembra che taluni a volte avessero il prioritario compito, il prioritario obiettivo di poi arrivare allo scontro, quindi io mi auguro che questo non avvenga e per quanto mi riguarda io confido
anzi colgo l'ennesima occasione per ringraziare le forze di polizia, perché avete visto con quale equilibrio, quale competenza anche queste situazioni molto complesse le hanno gestite senza... Possiamo tornare in studio, direi, insomma abbiamo seguito quasi integralmente le dichiarazioni del Ministro Piantedosi, poi ovviamente se ci saranno altre dichiarazioni importanti in questi minuti andremo anche a risentirle. Ha parlato il Ministro della vicenda di Padova, di cui ci siamo occupati con Valentina Visentini nel corso di Focus TG, questo appartamento occupato abusivamente. Vedremo se verrà davvero risolto in poco tempo questa brutta situazione. Ha parlato dello sciopero, prossimo sciopero generale, quindi insomma temi di attualità oltre a quelli su Venezia che interessano Venezia sicuramente ci sono. Ci fermiamo per un attimo. Torniamo in studio per gli ultimi minuti di Focus TG. Parliamo di politica con due amministratori vicentini che hanno cambiato partita e scelto Forza Italia. Prosegue la campagna acquisti del coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi. Sentiamo. Gabriele Tasso, sindaco al terzo mandato a San Pietro Mussolino, e Leonardo De Marzo, consigliere comunale civico di Vicenza, sono gli ultimi acquisti di Forza Italia, meglio sarebbe dire di Flavio Tosi, impegnato a convincere amministratori locali a entrare nel partito. Gabriele Tasso, sindaco di San Pietro Mussolino, fino a ieri e l'altro ieri vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Vicenza, è un amico, ci conosciamo da qualche decennio e quindi insomma i bravi amministratori in Forza Italia sono sempre benvenuti. Tasso è anche presidente dell'Unione dei Comuni Montani. Il corteggiamento del coordinatore regionale azzurro è andato a buon fine. Ho visto nel lavoro di Flavio Tosi e di tutto il partito, da Antonio Tajani in primis, una svolta epocale a partire dall'Europa, cosa che i comuni non possono assolutamente trascurare, e ho deciso di sposare questo progetto politico. Un'opera di allargamento dei militanti che si inserisce nello sviluppo del progetto Forza Nord, lanciato da Tosi lo scorso aprile e che in contrapposizione alla Lega voleva rilanciare la questione settentrionale, quasi a sfidare Zaia sul suo terreno, insomma. E infatti del comitato Forza Nord fanno parte molti ex leghisti. Procede positivamente perché nella stessa Lega, non l'abbiamo detto noi, nella stessa Lega qualcuno dice che la questione settentrionale viene dimenticata, che quel partito non si occupa più del territorio del Nord, e invece Forza Nord con l'approvazione di Antonio Tajani sta a dire proprio questo, cioè che comunque noi ci occupiamo molto del Nord. Una strada che ogni regione seguirà in autonomia, spiega Tosi, anche al sud, dove il governatore della Calabria è forzista, o anche in Piemonte, altra regione a trazione Forza Italia. E adesso il Natale con l'emozione, la magia che si è vissuta sabato nel cuore di Padova con l'accensione del Grande Abete, insomma accensioni che ci sono state in tanti comuni del nostro nord-est. Inizia ufficialmente la magia delle luci del grande albero sull'Eastone, segna l'avvio del periodo più bello dell'anno. Erano in migliaia sabato pomeriggio davanti a Palazzo Moroni, nel cuore della città, per fare il conto alla rovescia insieme a Babbo Natale. L'accensione del Grande Abete è stata accompagnata dal concerto dei Neri per Caso, che con il loro inconfondibile canto a cappella hanno suonato successi bellissimi e senza tempo, da Happy Christmas di John Lennon a Oh Happy Day. I saluti del sindaco Giordani e delle associazioni di categoria dal palco hanno dato avvio anche a tutte le iniziative natalizie in città, dalla pista di patinaggio raddoppiata in Prato della Valle al villaggio di Babbo Natale in piazza Eremitani. E con l'accensione dell'albero di Natale in centro a Padova, come dicevo, tante altre città l'hanno fatto. Abbiamo preso un po' a simbolo quello che è accaduto davanti a Palazzo Moroni, il comune di Padova, proprio sull'Eastone, come si chiama la zona pedonale. Ci fermiamo qui, quindi finisce Focus TG e naturalmente noi vi invitiamo a rimanere
con Rete Veneta durante tutto il pomeriggio, poi ci rivedremo verso sera con i nostri notiziari e naturalmente con Focus TG che torna domani alle 12. Grazie e buona giornata.